una forma più indeterminata di questa, nel senso che l'inganno telefonico mi porta qui senza sapere esattamente che cosa devo fare. Nel senso che ci fu detto di amministrarci usando un noi e un voi, e invece mi trovo ad essere io. Però il gioco vale ed entriamo in scena. Come amministrare questa serata? Proviamo a giocare tra canto etnologico che risale a tempi antichi e che si pone oggi come voce inquietante, affascinante e allo stesso tempo ci interroga sulle nostre prospettive di cultura sarda e sull'aggancio possibile di questa nostra tradizione e sulla dialettica possibile di questa nostra tradizione, chissà modernitate. E perciò possiamo giocare tra canto, cantu, tenore e suoni, invenzioni, accordi, sensibilità, analogie con la voce di Elena Ledda e provare ad ascoltare il teatro come Mario Medas e vedere, e poi la Dentoni, e vedere come possa coniugarsi questo insieme in una serata così provvisoria, improvvisata, ma che comunque alla fine penso verrà fuori come un discorso unico di esperienze musicali, teatrali, di linguaggi del corpo, di ascolto della parola, come realtà nostra. A noi appartiene questa dimensione della sardità attraverso queste espressioni. In che senso tutto questo può organizzarsi intorno alla lingua? Ma io estenderei più il discorso stasera a come i linguaggi si incontrano e fanno discorso. E linguaggi vuol dire lingua, ma anche linguaggi del corpo, vaeddu o vueddu e gestu, e provare a vedere come le espressioni, tutte assieme della comunicazione sarda, possano porsi come teatro. Io sono convinto che, se mi permettete la parola un po' antipatica, di recupero, ma usiamolo in questa particolare accezione, di recupero del mondo sardo tradizionale, credo che certe forme tradizionali ancora, purtroppo non ancora viventi, possano essere recuperate soltanto attraverso il teatro. Adesso noi esordiremo per esempio con il tenore di Bitti. Ecco, a molti di voi questo tenore apparirà come una parte viva della propria esperienza. A molti di voi apparirà come un motivo interessante ma un po' marginale. Ad altri di voi apparirà come un po' estraneo, voglio dire, rispetto a sentimenti, a sensibilità, ad esperienze vostre personali. Perché per esempio non siete di un'area tipica dell'esperienza dei tenori a livello geografico, ma lo siete a livello culturale dell'ascolto. Ecco, allora io credo che il teatro, ma non intendete teatro ufficiale, cioè scena vera e propria teatrale, linguaggio teatrico, intendo dire teatro come rappresentazione. In un mondo urbano come Cagliari, per esempio, io credo che il tenore debba essere recuperato attraverso il teatro. Cioè attraverso l'espressione di rappresentazione qui davanti a spettatori, con una scissione netta tra spettatori ed attori in questo caso, per vedere come possa porsi questa forma di comunicazione di canto rispetto alla musica rock, alla musica jazz dell'esperienza urbana tipica nostra. E per iniziare questa specie di miscellanea o probollunare di sardo vero di mixer, proviamo a ascoltare su tenore De Vitti. Prego. Ute bella tisese, canto macradas, cantas os ollos míos es graciosa.
a mezzo aprile non fiori rosa colorita che tu è attraente. Amante un serpente chi sorrisito stuoso e mirata e te bella chi sei canto una e te bellezza in grado sovrano che tu e non ne anta la tiruna se da antica che sono bella. Bello son sospiore se in verano per bella saurore sa luna ma tu sei ancora più bella. Che stella in canto del fiso in oio giughe il sapessone che stella luge se spanna sa nube se consuri in oio giughe in canto del fiso prolassare ogni coro appesa in rue. Bello son sospiore se in verano e bella saurore sa luna ma più bella se ancora tu sa Sardigna che ricade là in tue che svano a incontrare tanto digna circadela in tottu in San Sardigna i spargi de vela in alto mare e svano tanto digna a incontrare senne a tutto canta superiora bello son sospiore se in verano e bella saurore sa luna ma tu è più bella se sei ancora Angelica di done Leonora in te su canderaro in paragone Eleonora Angelica di dome osano a te si Elena Spartana Denaro in paragone te su cana propinasti da sienda erese bello son sospiore se in verano è bella saurore sa luna ma tu è più bella ancora se Procusso i sautò a esmilese intero adoratore sempre a pro Procurso ai smilesi sautò mi pagues de disdegno de amore sempre a pros intero adoratore in festino in lagrima dolente tu che amante un serpente che in sorrisito stuoso e mirata e te bella chi se canto una grada te bella
È possibile aprire un discorso, un sentire, un ascoltare, ma un vivere anche dentro? Come vi situate voi rispetto a questo ascolto? Io mi chiedo, ma l'urbano come ascolta? C'ha capacità di discernere, per esempio, a livello di linguaggio musicale? Sono andato bene, medioso, mezzanoso. Quali possibili... No, andare bene, vilinnamusca, se no non si offende. Ma voglio dire, e non che torran poi spuro. Voglio dire, com'è possibile recuperare i linguaggi dell'ascolto di una tradizione sarda? Vi faccio un esempio. Proprio stamane Babbo, che ha 86 anni, 87 anni, ascoltava un tenore emergente in Sardegna, che c'è da 3 o 4 anni. E diceva, io est un bello tenore, magari non sono proprio concordo, vero so. Io non mi ero accorto. Cioè, io li giudicavo bene, li ho ascoltati dal vivo e ho un ottimo concetto di questo tenore emergente sardo. Ma evidentemente Babbo, che ha la seconda elementare, ha una cultura maggiore nella realtà dell'esperienza della cultura vera da cui proviene, della cultura antropologica sarda dei tenori. E Minaraia su basso mi pare Tunupaccu arramatiato. No, ma proprio arramatiato, annata arramatiato, cioè su basso noi Tunubassu chi li piaghi a meta, bello commente forza. Ma commente de tono i tunupac arramatiato. Già che bella ocche, ma su tenore non è proprio isse ite che narrere. Non è proprio il modello perfetto, immaginario che la sua cultura gli pone. Però gli asiacchene, cioè bisogna attendere, sono garuzzovano, gli asiacchene, cioè c'è un farsi del tenore. C'è uno sperimentare, un sentirsi, un ascoltare, un provare e certamente la prospettiva futura è di grande livello per questo tenore emergente. Questo volevo dirvi questo perché noi ascoltiamo spesso in maniera indifferenziata. Bisogna che invece proviamo ad entrare dopo averci così fatto l'amore, amoreggiato con l'ascolto di una musica sarda, di qualunque tipo sia, una specie di confidenza, di parentela, di assonanza profonda, perché attraverso questa, come dire, conoscenza di linguaggio e di stile noi ne apprezziamo il valore, altrimenti è come il mio alunno che proponendogli mi diceva, oh professore, ma questo è un ubirimbombo, ite che renare. Vedete la cultura a livello zero, cioè di un non recupero possibile a livello dei linguaggi della nostra tradizione. Io adesso per esempio notavo nell'ascolto la scelta delle parole. Quanto interviene secondo voi la parola rispetto al canto? Che importanza ha? In un dibattito così tra me e Paolo Pillonca c'era un po' di differenza nell'interpretare questo ruolo di canto e parola. Io sostenevo, così un po' rimarcando per ragioni dialettiche, che secondo me ciò che più conta è il canto, la voce, cioè la musica, e la parola interviene in maniera importante, ma non mi pare del tutto, non mi pare determinante. Paolo Pillonca invece diceva che c'è una consonanza, un'integrazione intensa tra musica e parola e che se le parole sono altre, se le parole per esempio sono in italiano o in francese, non torna bene su conto. Che renare schisa paraula estinto e su canta, che parte di su canto, non si può separare. Se la separa manca qualche cosa. E volevo ascoltare Paolo intorno a questo discorso per saperne di più. È una domanda un po' difficile, animale, in poco tempo, in 15 minuti a lunare, proviamo a lunare cominciando da eso che abbiamo inteso, da eso che
di Daniele Cossellu e da accompagnamento del Susattero Strese. Han cantato una cantone mossa, una cantone amore. Domanda provocatoria. Al primo livello, quello del messaggio, della conoscenza, del significato, di quello che mossa vuol dire, sa bellezza e glori, itte di a succedere, sì, invece della cantare a bogheggiare isterrida, Daniele l'ha cantata in un altro modo, cuguzzende saoghe con suo scorpo de sa mesaoghe, de sa contra e de su basso, che non de comprende noi sì, non naro nuda, ma comprendendo ne pago. A me mi pare che prima di tutto, in una cantone che è bella, bisogna dare un pago di fastidio, in noi sì hanno comprendere, itte che narre mossa come messaggio di amore a clori. E invece se noi l'intendimmo cantata da Daniele, cantata da Piero Sanna, cantata da Egale si sia Boghe Tenorosa, prima di tutto intendimmo itte nara mossa e poi su che mossa narada non dato un gozo a su coro più de canto non lo dà quando lo leggimo scali intendimus cantata da una bella oghe e accompagnata da altre stresse bella al boghes beru però come finendo bacchisio bandino chissà musica è importante, esa musica non si fa che in sol misterio del suo battimento e del suo gozo intro e s'anima nostra, sa percentuale non andano bene. Su misterio non si fa che su compiteddu sopra su misterio, duoso e duoso in cosa scomente i gustasa, poten fare battoro, poten fare 3, 7 che mizza, 1 milione. Non bel mai un risultato preciso, però di sicuro noi comprendiamo intro e noi che cantando una bella cantone, l'intendimus cantata a tenore, che narra cantata bene, l'espressione a tenore in sardo, che narra una cosa fatta a tenore, che narra una cosa che concorda bene come te ne dai a su babbu, de bacchisi scultende su tenore no, deve essere concordoso, deve essere preciso, non deve variare nuda, e quando nuda variana de sicuro su che noi proviamo intro e noi si anda più su in profondità, sia chi si canta de amore sia chi si canta de altre cose, commente su tenore bitte e tutto che su isso sino che arragioniamo de isso usan faghere le amo su qualche cantone de identità per esempio, no? Isso sanno in suo repertorio e l'hanno cantato in Kentu e una piatta per non narrare in mizza de piatta in Sardegna in fora una dessas più noas e dessas più sconnottas oramai grazie a Isos puru, anzi si deo di narrare più grazie a Isos che grazie a altre forma de comunicazione, cudu famoso sonetto del Remundo Vira sopra sa limba, iscritto calchi guida innanti desi che morre Remundo Vira 78 in su 78, chi narra certe cose che sono fentomata, se tornata a fentomare qualche volta fino a stroppo, però chi narrano itte conta salimba in materia di identità. Su sonetto che comincia da sardo, si se sardo e si se sbonu, sempre salimba tua appas presente. Un sonetto con cussa speraulas che era cantato come te lo canta da questa registrazione, come te l'ha cantato Piero, come te lo canta su tenore bitti, come te lo canta che si sia boghe, l'appa d'imparato, sì che l'appa suttu, bene l'appa compreso e l'intenda pure quando lo canta, da caso non vi crede, lo canta male,
non è possibile che uno possa cantare o sardu si se sarde si se sbonu se non è convinto isse intro de s'anima sua chi è il gai chi sa questione sa limba e sa questione più importante de tutto sa altre questioni dell'identità quando ha ponato calcate la orta quando narano sì sa cultura gli anda bene ma sa limba no sono tutto tramperisi sono imbroglionese cusso so che narchino. Ecco, un sonetto che era cantato in questa maniera che lo canta su tenore dei bitti. La gente deve comprendere sa speraula, se tanto sa speraula al dana intro, tutto cudas spalpidos, che si intendene se uno intra da chi si ovvidi mandenne commente lo gustate il bois questo tenore. Io penso che si possa rispondere in questo modo, si gusta da non solo per esteriorità oh che bella, ma che in su chinara, su tenore, noi si bigreimus e certas paraulas, non sto can su coro, quando sono nata in sardo, vi uso de canto, non lo toccana, nata in italiano, bacchisio bandino, Paris Alborta scusto l'ha dimostrato, l'ende paraula sarda se nende, a me questa paraula mi narra da milli cose, al de savizzinnia, de battimentos, de allegria puru. In italiano non mi narra nulla del fritta, è un fiore de plastica. Satera die in università vivi su tenore de Orgosolo de Ioanne Vira che ha cantato fido un convegno sopra Peppino Mereu su poeta e donare ha cantato qualche cantone de Peppino Mereu. Caliguna l'ha cantata a ballo in un udraggio che saoghe de suo solista bene cucuzzata dai suoi tenore come quando voi le avete su un caddo invece di li fare scorrere su pannu o di li fare brincare ostacolo lo ponete lo lasciate cadramissare come te che cadramissare isse e craviolare a piagare sou secondo istinto. È una cosa bella questa pure, però quando su tenore Orgosolo ha cantato forse sa cantone de identità più profonda tra tutto Saschi Peppino Mereu ha fatto chi conosce da Peppino Mereu ischi di commente itenara da sa cantone a tonara chi è in verso settenario de casillabos e deve cantare a tenore in un certo modo gentile donara terra de musas sante beneitta patria mia cara candeschi da pa bene rinvisitta e poi quando il cassunie sabba chi pare quasi un simbolo sabba vado una strofa bella chi chiede cantata a tenore in questo modo che sa speraula si comprendano e se sono altre speraula noi non intendiamo nulla sabba de sa fontana e Galuseo de altre al fontana al de Donara che quando beni sa fiocca e Isaidia sigina beside tutto no traigene non sono commente sabba e sospoglioso chi si ghiaccia da umili in questa rocca mai de murmurare a possessato ben tu vrite fiocca una salvena al mia stragato mai verosa brocca su netta resou il menticato bedito ma continuo sull'abbondante sumore scappo insinu. Questa è una bella strofa chi data finalmente alla leggere potete emozionare quando viene cantata da una oghe tenorosa e da uno tenore concordo tanto veramente sa comunicazione che naraia Bacchisio è scompletta poi sicuramente a teral volta quando si gioca quando ste a ballare in piatta su tenore potete cantare tutto su chighere de isa musica vale su mattessi quando uno non tenete atteru itte faghere non è spensende non è né in tristura né in gozo però cosa su mattessi che est in sa festa tanto si può cucuzzare tutto su chigherimus, ma quando su tenore deve dare emozione, io penso che sapere aula sia da una parte abbondante, di su chi deve arrivare da esaucca e su tenore a su coro di chi l'intende.
Adesso noi propongo due esperienze di canto senza intervenire, due diverse esperienze vostre. L'amore che m'ha destinato non lo posso finate scambiare. Colomba se curare te lo vea, comente che ne tene sto divenne. Sempre schiente cose che pare che ne so si son lamento non permetto non credo che sa spala sa me las dense ascolta las arrimas de lamento che ti pare che l'amore che m'ha destinato non lo posso finate scambiare.